cosa c'è dietro a un grande ballerino, cosa c'è dietro ad un artista. Nella danza la cosa importante è la disciplina, il rigore e il voler fare le cose, la costanza. C'è bisogno di spazialità, c'è bisogno di sensibilità artistica, musicale, e anche di doti fisiche, ma che però devono essere naturalmente incanalate e gestite attraverso lo studio. Lo studio deve essere assolutamente costante. Ci devono essere dei buonissimi maestri, dei maestri validi che credono nell'allievo, deve esserci una grande passione e, perché no, un grande talento. Nei generi di danza, in generale, la cosa più importante è conoscere l'alfabeto. L'alfabeto te lo offre la danza classica. La danza classica ti offre la possibilità di conoscere, decodificare tanti passi e tanti movimenti che poi applicati in generi musicali diversi e in dinamiche diverse danno vita agli altri generi di danza. Non dimentichiamo che la danza è in continua evoluzione ed ecco perché l'avvento della danza moderna, del contemporaneo, dell'hip hop, della break dance e di tutte le altre danze che poi vengono messe insieme fanno di quest'arte una delle più belle e una delle più complete che possono esserci nel panorama artistico.